Ciao a tutti amici di Dolomiti e Bambini, benvenuti in questo nuovo video e nel nostro canale. Oggi ci troviamo nelle piccole Dolomiti, in macchina siamo arrivati a Crespadoro per poi seguire le indicazioni per Campodalbero e per il rifugio Bertagnoli. Adesso da qui prenderemo il sentiero 215 per arrivare alla Malga Campodavanti. Una volta lasciata la macchina vicino al rifugio si prende la forestale che inizia in leggera salita. Il sentiero che stiamo percorrendo è una strada forestale in leggera salita, è un po' innevata e anche con alcuni tratti di ghiaccio. Per adesso stiamo salendo tranquillamente e nel caso abbiamo i ramponcini nello zaino. Dopo poco meno di 2 chilometri e mezz'oretta di cammino si arriva a questo bivio, dal quale si potrebbe anche tenere la sinistra verso Bocchetta Gabellele, sentiero 215, noi invece proseguiamo sulla forestale. Dopo circa 3 km si trova un altro bivio, dove andando verso destra si raggiungerebbe la Malga in circa 20 minuti tramite sentiero. Noi invece restiamo fedeli sulla forestale. Siamo arrivati a Bocchetta Gabellele, quota 1552, la vegetazione è quasi del tutto scomparsa, lasciando spazio a un bel panorama. Ancora 20 minuti e arriviamo a Malga Campodavanti. Laggiù c'è anche un laghetto tutto ghiacciato. E qui davanti a noi Malga Campodavanti.
Lasciamo adesso Malga Campo davanti, che è chiusa, è aperta solo nei mesi estivi, e ritorniamo ripercorrendo lo stesso sentiero di andata. Stiamo continuando a scendere, ormai non manca poi molto, e adesso ci fermeremo qui al rifugio Bertagnoli a gustarci un buon pranzetto. Eccoci, siamo ritornati al rifugio e adesso si mangia. Ci troviamo ancora a Rifugio Bertagnoli, dove abbiamo fatto veramente un pranzetto squisito, e adesso siamo già pronti per tornare a casa, visto che la macchina appunto ce l'avamo parcheggiata qua. Quindi in tutto, tra andare e tornare, abbiamo percorso 10 km con un dislivello di 315 metri, quindi direi lunga, perché insomma 5 km per arrivare, però veramente merita. Se si organizza appunto o in mattinata o al pomeriggio, poi c'è sempre il rifugio per fare una bella pausa. Noi adesso rientriamo, come al solito se vi è piaciuto questo video un bel like, iscrivetevi al nostro canale e ricordatevi di attivare la campanella, così sarete sempre avvisati quando esce un nuovo video. E anche per questa volta è tutto, e noi come al solito ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!